Eccoli qui, pronti ad entrare per sedersi fra i banchi, vogliosi di cominciare l'attività didattica nel nome dell'integrazione. Peccato che hanno trovato il cancello chiuso. Noi abbiamo avuto informazione che la scuola inizia oggi, mercoledì 124 alle 3:30. Siamo qua, ma la porta l'abbiamo trovata chiusa. Nessuno vi ha dato spiegazioni. No, io so, non sono spiegazione. Siamo qua, nessuno abbiamo trovato, abbiamo bussato il citofono, non risponde nessuno. Siete rammaricati? Sì, troppo. Cosa chiedete? Che aprono, inizia a scuola, che i ragazzi hanno possibilità di integrare, almeno con la lingua, di comunicare, di sapere la lingua italiana, che si apre presto. Questa è un'opportunità importante per conoscere la lingua italiana, per potersi integrare, per poter avere anche dei rapporti con i residenti. Certo, è la lingua una cosa che possono comunicare con abitanti, nel senso con gli italiani, possono esprimere il loro idea, il loro volere, anche possono rispettare il loro dovere, capendo con la lingua solo si possono capire tutte cose. L'Istituto Michele Foderà di Agrigento avrebbe dovuto mettere a disposizione le aule in un rapporto di collaborazione con la scuola Quasimodo di Villaseta, a cui questo gruppo di immigrati è stato assegnato per avviare il corso di scolarizzazione. Noi veniamo in scuola oggi per apprendere e parlare la lingua italiana, è importante. Questi giovani immigrati giunti nel territorio agrigentino sono ospiti del centro di ascolto e accoglienza Tomasi di Agrigento. Tutti sono richiedenti asilo politico.